E allora, in questo caso, torniamo a un canto d'autore, un canto che esprime meravigliosamente il concetto di alpinità. Essere alpini in quanto in rapporto con l'ambiente, esserne custode, esserne geloso, amarlo e sentirne anche un rapporto religioso, che si concretizza maggiormente quando c'è un passaggio da questo mondo all'altro mondo. Immaginate, l'alpino è nella parte più alta delle montagne, sopra il cielo, d'ignozo non è nulat, le stelle, infinito il cielo, sotto il paesaggio incommensurabile di quello che è il mondo, nella sua bellezza così compresa nella sua totalità. Ti senti una creatura benedetta dal cielo, ti senti fortunato. Tutto quello che ti è accaduto è giusto, e se sei nel giusto, anche quello che viene dopo è giusto per te. A me che le vedi fate l'ogne, però il canto di Signore delle Cime si conclude 2 volte con questa preghiera per l'amico che ha perso la vita in montagna, per tanto amore delle montagne. Signore, accoglilo in paradiso e lascialo andare per le tue montagne. E in questo momento vogliamo ricordare un alpino che, come si dice fra gli amici, fra i compagni di militanza, è andato avanti. E vogliamo dedicare questo canto a lui, ad Antonio Giuliani, dell'Ottavo Alpini e della sezione ANI